Buongiorno, ben ritrovati, buona domenica, siamo in diretta come sempre. Alcuni dati rispetto all'affluenza alle elezioni, lo sapete, dalle 15 di ieri i seggi sono stati aperti, oggi hanno riaperto la mattina e saranno aperti fino alle 23 per poter votare. Un dato nazionale per le elezioni europee: alle 23 di ieri sera avevano votato il 14,64% degli aventi diritto. Vediamo invece il dato per quanto riguarda il Veneto. Il Veneto ha votato il 14,71%, sempre ovviamente alle 23 di ieri, mentre in Friuli Venezia Giulia il 13,70%. Per quanto riguarda le nostre province, alcune elezioni europee a Vicenza, affluenza bassa, si parla di astensionismo, alcuni giornali titolano proprio così, davvero bassa, fino alle 23 di ieri l'affluenza. Comunque alle 23 ha votato il 13,75% a Vicenza. Le elezioni invece nel Padovano, l'affluenza al 18% per le amministrative e il 15% per le europee. Il comune in cui si è votato di più per le amministrative è Acqua Pretarca con il 22,96%, mentre quello in cui si è votato di meno è Tre Baseleghe con il 13,56%. Ed ancora alle 23 di ieri nei 16 comuni veneziani chiamati a votare il nuovo sindaco, la percentuale di affluenza si assesta sul 17,74% rispetto al 13,96% di tutta la città metropolitana. Ed ancora nella Marca, europee sotto il 14%, le comunali invece si attestano al 16%. Ed ancora vediamo Verona, affluenza al 15,4% alle europee e al 19,59% per le amministrative. La percentuale più alta di votanti l'ha fatta registrare Brentino Belluno, vicino al 33%, e invece l'affluenza più bassa è Bonavigo con il 7,1%, dunque molto bassa, 7,1%. Ed ora una notizia che riguarda noi ma riguarda anche tutti voi. Per quanto riguarda le elezioni amministrative, Antenna 3 pronta come sempre a raccontarvi in diretta ora dopo ora l'esito di questa importante tornata elettorale. Si parte domenica sera alle 21 con uno speciale Ring dedicato proprio alle europee, dalle proiezioni di voto allo spoglio nei seggi, una notte dedicata a risultati e commenti con gli ospiti in studio. Il giorno dopo, il lunedì alle 8 del mattino, si riparte con una lunga edizione straordinaria non stop fino a sera, che analizzerà il voto definitivo delle europee prima di iniziare a raccontare lo spoglio per le amministrative. I nostri inviati dalle piazze più importanti per raccontare in diretta chi vince e chi perde e tutti i commenti della politica. A fine giornata il momento di tirare le fila della sfida. Dalle 21 nuovo speciale Ring con i verdetti e gli scenari che dalle urne emergeranno sia in Europa che nel territorio. Dunque, per ricapitolare, si parte domenica, quindi questa sera alle 21 con uno speciale Ring dedicato proprio alle europee. E la notizia invece purtroppo di cronaca di ieri, un dramma che si è verificato a Vedelago. Nicolò Zamperin, stroncato da un malore, doveva recarsi al seggio, era presidente di seggio a Fanzolo, anzi a Fossalunga di Vedelago, e purtroppo non si è presentato. A trovare il corpo senza vita sono stati i genitori. La salma è stata trasportata all'obitorio dell'ospedale di Castelfranco. Spetterà alla famiglia richiedere adesso un esame autoptico per chiarire il mistero di una morte così improvvisa e inaspettata. Era un ragazzo pieno di passioni, ci dicono, in primis la montagna, amava lo sport, l'atletica, la musica e l'astronomia, aveva frequentato l'Università di Padova, il corso triennale di progettazione al turismo culturale. Aveva partecipato proprio venerdì alla riunione con gli scrutatori e non aveva dato nessun segno di una tragedia imminente.
si doveva ripresentare, come vi avevo detto, ai seggi, purtroppo non è mai arrivato, gli scrutatori lo hanno atteso, poi la drammatica chiamata dei genitori che avvertiva che il giovane era morto nel sonno. Queste dunque le notizie, poi ovviamente continueremo, vi rifaremo un po' la cornice di quanti stanno andando a votare, perché come vi ho detto da oggi, da questa mattina si sono riaperte le urne, quindi l'appello era quello di tutti, insomma, di andare a votare comunque è importante. Poi sentiremo come sta andando, poi vi ricordo, come vi ho detto prima, questa sera lo speciale Ring è proprio per raccontarvi delle elezioni europee in primis. Passiamo alla cronaca, parleremo di sanità oggi, parleremo anche di turismo, perché comunque abbiamo sentito nel veneziano, ma non solo, anche nel trevigiano, nel Veneto in generale, questo maggio non è andato benissimo, le piogge e il maltempo, che fra l'altro preannuncia anche per la prossima settimana, di certo non ha portato un gran arrivo nelle località balneari, tanto che gli albergatori ci dicono, insomma, c'è stato un maggio davvero difficile. Speriamo nel mese di giugno, in realtà, insomma, queste piogge non stanno di certo aiutando, quindi parleremo poi proprio con il presidente di Confcommercio, parleremo dello Iosolano, sentiremo un po' come sta andando. Parleremo anche di sanità, parleremo della pertosse, lo sappiamo che casi che stanno aumentando in tutta la regione, abbiamo visto anche nella Marca, sentiremo il direttore generale e poi faremo anche un punto sul commercio per quanto riguarda Treviso. Intanto andiamo con la cronaca, perché è stato denunciato un trentenne di Gorgo al Monticano che nel 2023 aveva aggredito e rapinato 2 donne mentre entravano in auto. Si appostava vicino alle auto parcheggiate e poi, quando arrivavano le proprietarie, nel momento in cui salivano a bordo delle proprie vetture, ne approfittava per derubarle e scappare con la refurtiva. È stato denunciato dai carabinieri un trentenne di Gorgo al Monticano. I fatti risalgono al 2023, quando nel mese di marzo erano stati messi a segno 2 colpi a Oderzo e a Cessalto. Vittime 2 donne di 50 e 59 anni. Un malvivente senza scrupoli che aveva in un caso minacciato a morte con un punteruolo una donna e nell'altro quasi investito una cinquantenne che si era aggrappata al finestrino della sua auto mentre cercava di scappare a tutta velocità con la refurtiva. La signora era infatti appena salita nella sua vettura quando il ladro l'ha derubata di 2 borse e dei soldi contenuti. Il malvivente, inseguito dalla cinquantenne, era comunque riuscito a scappare. Vittima dell'altra rapina messa a segno dal trentenne, una donna di 59 anni salita in macchina per tornare a casa e minacciata di morte con un punteruolo, strumento utilizzato anche per rompere il finestrino del lato passeggero. La donna era stata anche colpita con pugni dritti al volto mentre cercava di trattenere i suoi averi, rubati cellulare, denaro e documenti. I carabinieri, dopo attente indagini, sono riusciti ad individuare e denunciare l'uomo, ora indagato per furto con destrezza e rapina. Fondamentale per l'identificazione l'esame dei filmati delle telecamere di videosorveglianza e le testimonianze delle parti lese e dei cittadini. Ed ora una notizia che arriva da Zero Branco sull'Annualese, dove c'è stato un incidente stradale all'alba di oggi. Un furgone che è uscito di strada si è ribaltato nel fossato, 2 persone ferite, un 46enne che era alla guida di questo furgone e il passeggero che è stato trasportato in ospedale con politraumi. E poteva davvero avere conseguenze tragiche, perché all'improvviso è uscito di strada, forse un mancamento, un malore, forse invece un colpo di sonno. Il trevigiano 46 anni ha perso il controllo del mezzo, che è finito nel fossato che costeggia la strada. Sono intervenuti per i soccorsi il medico e gli infermieri del SUME 118, oltre ai vigili del fuoco e i carabinieri. Il 46enne è rimasto ferito in modo molto lieve. Le sue condizioni non destano preoccupazioni, invece è ferito un po' più gravemente, ma insomma politraumi invece per il passeggero che si trovava con lui.
Questa è la notizia. La statale è stata chiusa per diverso tempo per permettere ai mezzi di soccorso ovviamente di portare via il furgone che si trovava nel fossato, per permettere il soccorso ai feriti. Questa è la notizia. Continuiamo con la cronaca, perché c'è stato l'ennesimo incidente sulla provinciale 50, la strada che da Oderzo porta verso Porto Buffolè. Un uomo di 34 anni è stato investito da un'auto di grossa cilindrata, ora è grave in ospedale. Da chi frequenta la zona l'appello: necessario mettere in sicurezza la strada, qui nessuno rispetta i limiti di velocità. Via per Oderzo, Mansuè. Erano circa le 23 di venerdì sera quando lungo la strada provinciale che da Oderzo porta verso Porto Buffolè un automobilista ha investito un 34enne di origine straniera mentre era in sella alla sua bicicletta. Un impatto violentissimo che ha distrutto la bici e sbalzato l'uomo fino al campo vicino. L'uomo, dipendente di un'azienda vicina dove è accaduto l'incidente, aveva appena terminato il turno di lavoro e stava procedendo in sella alla bici in direzione Oderzo quando è stato investito da un'auto di grossa cilindrata. Le condizioni del 34enne sono parse da subito gravissime. Necessario infatti l'intervento dei vigili del fuoco di Motta di Livenza per estrarre l'uomo dal fossato e dell'elisoccorso del SUEM 118 che lo ha trasportato d'urgenza all'ospedale Cafoncello, dove è tuttora ricoverato. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio della polizia stradale. Qua la velocità dopo le 5:30, 6 di sera è un po', ognuno fa quel che vuole. Gli incidenti sono successi diversi e anche mortali, però abbiamo che mettere un limite anche alla velocità su questo pezzo di strada qua, perché si rende molto pericolosa, anche per chi è in bicicletta, tanti è senza faro in bicicletta e perciò i casi succedono. L'ennesimo incidente porta ancora al centro del dibattito la pericolosità della provinciale 50, un rettilineo teatro negli anni di gravissimi incidenti anche mortali. L'ultimo agli inizi di marzo, che aveva visto coinvolti 2 anziani, uno di questi deceduto dopo una settimana di agonia in ospedale. Necessario, secondo i residenti e i titolari delle aziende che affacciano sulla strada, un intervento mirato per garantire la sicurezza di quel tratto e fare in modo che vengano rispettati i limiti di velocità. No, neanche l'autovelox, chi fa un fiappire salvaguardia come forze dell'ordine, vigili, roba del genere. E macchine passano come i proiettili. Là l'altezza del tabello di 70 km all'ora, che sì, anche quello là è incidente mortale. Dopo ne succedono diversi. Comunque chi corre, non è nessuno che rispetta il limite qua. Oltre 1 migliaio di persone hanno dato l'ultimo saluto nella chiesa di Careinati a San Zenone degli Ezzelini a Barbara Carron, scomparsa a 51 anni dopo aver combattuto contro un cancro. Toccanti le parole che ha lasciato in una sorta di piccolo diario dell'ultimo tratto di vita che Don Luigi Bordignon ha letto nel corso dell'omelia. Ho imparato a vivere il tempo. Quanto mi piace quel concetto del non ho più tempo, che è così diverso dal non ho tempo. È uno dei passaggi del testamento spirituale che Barbara Carron ha lasciato alla famiglia, agli amici e a tutte le persone che la conoscevano. E inoltre 1000 non sono mancati all'ultimo saluto ad una delle imprenditrici della Marca, ma dell'intero Nord-Est. Dentro e fuori la chiesa di Careinati, frazione da dove il papà, Angelo, ha sviluppato l'impresa edile, divenuta oggi uno dei colossi delle costruzioni. E i volti tristi del direttore dell'Us Trevigiana Francesco Benazzi, ma anche quello di Leopoldo Destro, presidente di Confindustria Veneto Est, e dell'ex vicepresidente di Confindustria Maria Cristina Piovesana, si mescolavano a quelli di tanti capitani d'azienda che con Barbara e i suoi fratelli continuano a testimoniare la forza e l'intraprendenza economica di questi territori, ma anche l'inconsapevolezza del tempo che passa. Ed è soprattutto a loro che Barbara ha voluto lasciare un messaggio. E poi mi vengono in mente tutte le cazzate per le quali mi preoccupavo e mi sembra un secolo fa e mi fanno sorridere, ma poi anche incazzare perché forse mi rendo conto che ho perso tempo, del tempo prezioso che non tornerà più. Struggente la preghiera che la famiglia ha voluto per Barbara. Ti ringraziamo, Signore, per tutti i presenti e anche coloro che non possono esserci, ma che pregano e ricordano Barbara, affinché la sua anima viva sempre nei nostri cuori.
e sia libera di volare verso l'abbraccio infinito e amorevole di Dio e del nostro papà. Che la morte di Barbara non sia fine, ma inizio di una nuova speranza di vita per tutti, soprattutto per la famiglia, i nipoti e la mamma. Poi i 12 nipoti che l'hanno salutata così. Ti volevamo dire che hai lasciato tanto e tutti noi cercheremo di continuare a farlo per te. Ti promettiamo, zia, di scegliere nella vita ciò che ci rende felici, come tu ci hai sempre invitato a fare. Ti promettiamo di continuare i tuoi progetti e i tuoi sogni affinché i tuoi messaggi di tenacia, cura e gratitudine possano essere un dono per tanti. Salutiamoci oggi con la consapevolezza che siamo fortunati. Questo hai sempre voluto trasmettere. Infine l'uscita dalla chiesa con la maglia del Calcio Padova e un commosso Marcello Cestaro con cui Barbara aveva condiviso la promozione in Serie B. Ha segnato l'ultimo atto della cerimonia prima della tumulazione nella tomba di famiglia. E dove invece ora parliamo di sanità, lo facciamo con il direttore generale dell'ULSS 2, Francesco Benazzi. Buongiorno direttore. Buongiorno a lei, buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Partiamo intanto dall'argomento di questi giorni, la pertosse. Una malattia che è in aumento, tanti casi anche nella Marca. Sono aumentati nelle ultime ore? Sì, siamo arrivati a 90 casi, credo che ancora purtroppo il clima favorisca la continuazione dell'infezione. Devo anche dire che l'altro anno ne avevamo 3, quest'anno abbiamo superato i 90, per cui è chiaro che bisogna vaccinarsi sostanzialmente, bisogna in qualche modo fare la vaccinazione. Ricordo a tutti che le dosi da somministrare sono preferibilmente al secondo mese per i minori, al quarto mese di vita, al 10 o 12° mese di vita, e poi va fatto un richiamo al quinto o sesto anno, proprio per ovviamente evitare di prendere la pertosse, tenendo anche conto che la percosse purtroppo anni, e quindi è il caso proprio di fare la vaccinazione. Ecco, direttore, ci sono zone, ad esempio nella Marca, dove c'è una bassa percentuale di vaccinazione per questa malattia? Abbiamo eccola qua. Purtroppo è la zona che dicevo purtroppo che noi conosciamo è quella della Pedemontana. Direttore, abbiamo qualche problema di collegamento perché la sentiamo a scatti. Magari non so se riesce a spostarsi, magari forse riusciamo a sentirla meglio. Sì, adesso mi sente? Non ancora bene. Di spostarmi allora un attimo. Sì, che magari vediamo se riusciamo a un attimo, ecco, la vediamo, la stiamo facendo muovere, purtroppo però il collegamento era a tratti, quindi si faceva anche fatica a capire, insomma, perché sono notizie importanti, il fatto di vaccinarsi è stato detto più volte, insomma, l'importanza, perché poi come potete vedere si scatena la malattia e sono davvero tanti casi anche nella Marca che hanno raggiunto 90 casi. Ecco direttore, vediamo se da qua va meglio. Sì, ok, sì. Mi senti adesso? Sì, adesso la sento bene. Perfetto. Sì, stavo facendo questa valutazione purtroppo nell'area della Pedemontana, quindi diciamo d'Asolo a quelle zone, Lori, quelle zone ovviamente che sono vicine a Pedemontana, c'è sempre stata una cattiva propensione alla vaccinazione, quindi abbiamo chiaramente in queste aree dove abbiamo tassi di vaccinazione inferiori intorno all'82-83% rispetto ad altre realtà che superano il 95%. Ecco, direttore, la profilassi, perché molti chiedono, ma quindi se uno prende la pertossi che cosa accade? Chi è che deve fare la profilassi? Sì, allora si usa l'azitromicina, che è un antibiotico, i nostri pediatri lo sanno e la utilizzano, insomma, quindi questo dà una copertura. E i sintomi, come sappiamo, iniziano chiaramente con tosse stizzosa, poi ovviamente direttore, abbiamo ancora problemi di collegamento, purtroppo, facciamo davvero fatica a sentirla. Senta, facciamo così, direttore, se le è possibile, invece di farlo via Skype, magari ci ricolleghiamo con lei telefonicamente. Telefonata, certo.
Perfetto, allora facciamo così, attendiamo proprio qualche minuto di poter ricollegarci telefonicamente col direttore, anche perché insomma tanti gli argomenti che volevamo chiedere al direttore generale dell'ULSS 2, come ad esempio i parcheggi. Avete sentito, da domani scatteranno le multe nel parcheggio intorno all'ospedale Ca' Foncello, parcheggi, ci dicevano, insomma selvaggi, e quindi c'è un parcheggio ora a pagamento che purtroppo in questi giorni non è stato sfruttato. Allora insomma fino ad ora c'è stata una sorta insomma eccola qui, forse c'è il direttore. Direttore, mi sente? Sì, la sento benissimo. Perfetto, adesso va veramente bene. Ecco, stavamo dicendo profilassi che va sia per chi ha la pertosse ma anche per i familiari? Sì, certo, si usa l'azitromicina e chiaramente è un antibiotico, si fa una terapia che nel bambino dura anche fino a 15 giorni, perché così in qualche modo viene coperto, perché il problema vero qual è? Il problema vero è la fase catarrale che dura 7-14 giorni, dove c'è tosse, catarro, c'è la febbre, mal di gola, naso chiuso. Poi il rischio qual è? Il rischio credo poi di creare dei blocchi delle vie respiratorie con complicanze quali l'apnea, la polmonite, quindi si rischia anche la vita nei minori, nei bambini piccoli. Quindi, come dicevo prima, importante sarebbe vaccinarsi perché la vaccinazione ci protegge, e le vaccinazioni fatte a 2, 4, 10, 12 mesi danno la possibilità poi di rimanere immune per 5, 6 anni, anche 10 anni. Quindi credo che valga la pena veramente di vaccinarsi per evitare questo, perché è una patologia molto pesante per il minore, sicuramente meno pesante per l'adulto. Ecco, direttore, cambiando argomento, da domani scatteranno le multe, ne abbiamo parlato anche di recente, parcheggi ancora selvaggi intorno all'ospedale, quando insomma è stato realizzato un parcheggio che viene poco sfruttato. Sì, guardi, anche perché è stata una trattativa difficile con ovviamente con il concessionario per portare a 0,50 dall'euro, quindi abbiamo portato veramente a una tariffa popolare, 0,50 l'ora, e devo dire che questa sosta selvaggia crea dei problemi ovviamente sia ai pedoni o chi comunque si muove in bicicletta eccetera, ma soprattutto all'ambulanza, perché il fatto di avere macchine in doppia fila, l'ambulanza deve uscire velocemente perché ha dei limiti temporali per poter assistere la persona che sta male e si trova bloccata qualche volta, quindi non possiamo più aspettare. Avevamo fatto questo accordo col comune per evitare ovviamente di infierire finché non si conoscevano i parcheggi, però oggi si conoscono, si sanno che ci sono, per cui abbiamo chiesto ai vigili urbani, alla polizia locale di iniziare con le multe, perché in questo modo forse riusciamo anche a far andare la gente evidentemente dentro il parcheggio. Zero in questo momento perché i parcheggi ci sono, ma secondo lei perché non è stato così utilizzato questo parcheggio, insomma, che è anche comodo? Beh, guardi, penso che sia più che altro legato al fatto che è più pratico e più agevole parcheggiare vicino all'entrata e quindi anche in sovrapposizione di macchine. E poi perché ovviamente pagare 0,50 evidentemente disturba le persone, però non avevamo alternative. Il progetto prevedeva questo e noi dobbiamo ovviamente solo che ottemperare a questo accordo che era stato fatto ancora, risale già agli anni 2008-2009. Direttore, altro argomento che a cui tenevamo è quello delle liste d'attesa, la situazione attualmente nella Marca. Sì, la situazione, guardi, noi nel 2023 siamo stati l'ULSS che ha battuto di più le liste d'attesa. Devo dirle, siamo riusciti veramente da 40.000 che ne avevamo arrivare a 11-12.000, quindi effettivamente è stato un gran lavoro e ringrazio tutti i professionisti e tutti i nostri collaboratori. Naturalmente anche la Regione che ci ha dato un pacchetto economico importante di 5-6 milioni. Anche quest'anno abbiamo queste risorse. Abbiamo solo un problema in più legato al fatto che stiamo trasferendo la cittadella, quindi chiedo veramente ai cittadini, ai trevigiani di avere pazienza. Stiamo trasferendo tutte le grandi macchine, quindi risonanza, TAC, eccetera.
e quando si trasferiscono le macchine abbiamo un mese di fermo macchina per ogni macchina che trasferiamo, quindi vuol dire ridurre sostanzialmente il problema, quello più grosso, che è quello delle risonanze magnetiche, quelle che abbiamo. Noi abbiamo 3 problemi di fondo, che sono le visite oculistiche, che le stiamo abbattendo notevolmente, le stiamo azzerando, vogliamo azzerarle. La dermatologia, che continuo a dire sarà un problema perché ci sono pochi dermatologi, e la radiologia, soprattutto l'RM, la risonanza magnetica. Purtroppo avevamo preso una buona strada, dobbiamo fare il trasferimento, quindi sicuramente qualche cittadino sarà mandato a Monastier, sarà mandato a San Camillo, sarà mandato ovviamente un po' più distante a un'i privati accreditati, perché noi stiamo facendo il trasferimento delle macchine. Però l'obiettivo è quello di arrivare a settembre ovviamente per ridurre il massimo possibile, e su questo ci stiamo mettendo il massimo dell'impegno. Devo anche dire che stiamo ampliando anche quando avremo le macchine in funzione, quindi a luglio, fine luglio tutte, faremo anche diverse serate per impegnare di più le macchine in modo tale da poter dare risposte ai cittadini. Ecco, direttore, probabilmente sulla questione spostamenti magari in luoghi un po' più lontani rispetto al Cafoncello, forse c'è la preoccupazione, ce lo sollevavano gli anziani. Sì, certo, hanno ragione, chiediamo scusa, è un periodo veramente provvisorio, perché diciamo che a fine luglio noi avremo completato tutto il giro macchine, quindi abbiano un po' di pazienza, perché d'altronde nell'edificio 29, nel nuovo ospedale, bisognava entrare, ecco, non potevamo tergiversare ancora. Tenga conto, lo dico a tutti, che però noi facciamo ogni settimana 65.000 nuove prestazioni, cioè sono un numero straordinariamente alto, e chiedo ai miei collaboratori, come chiedo a tutti i medici, con molta appropriatezza nella prescrizione, perché abbiamo notato che il 30% delle prescrizioni ultimamente, in questi ultimi mesi, che siamo aumentati nella radiodiagnostica del 30%, il 30% delle prestazioni sono inappropriate, e abbiamo chiesto anche a tutti i colleghi ovviamente di avere un po' di accortezza, perché non possiamo arrivare a fare prescrizioni a casaccio, cioè, oppure inutili, perché questi non fanno altro che intasare e mettere in lista di attesa coloro che realmente hanno bisogno. Quindi un sacrificio che crediamo ai professionisti e che chiediamo a tutti. Ecco, direttore, nel senso che vengono richieste, diciamo, troppe, se mi lasci il termine, prescrizioni, magari si potrebbe in qualche caso magari evitarle. Certo, guardi, lo dico perché è un bene che tutti lo sappiano. Nel 2019 avevamo un certo numero, quindi prima del Covid. Nel 2023 erano aumentate del 15%, siamo nel 2024, la diagnostica pesante, quindi risonanza magnetica, TAC, sono aumentate del 30%, quindi è chiaro che non c'è una logica, perché poteva essere nel 2023 perché avevamo lasciato il Covid, ma oggi il Covid è per fortuna un qualcosa che ricordiamo solo lontanamente, ecco. Ma purtroppo invece le prescrizioni stanno aumentando ancora, e quindi è chiaro che chiediamo a tutti i nostri specialisti ospedalieri e i colleghi della medicina generale di avere, ecco, un po' di, come dire, di guardare bene la prescrizione di utilizzo di queste grandi macchine, perché prima di fare questo ci sono altri passaggi, e poi perché non possiamo, ecco, rintasare le liste d'attesa rispetto a queste tecnologie. Ultima domanda, poi la lascio, direttore. Secondo lei, come previsione, diciamo, ovviamente non potrà insomma essere certa, quando è che si abbatteranno completamente, quando si potrebbero abbattere completamente le liste d'attesa? È chiaro che è un meccanismo, chiamiamolo così, di prelista, che poi è quello che prevede il piano nazionale, ovviamente le liste d'attesa, e sarebbe un galleggiamento, chiamiamolo così, una prelista, quando diciamo, il sistema è ok, perché con 65.000 prestazioni alla settimana lei capisce che, ecco, una prelista vuol dire un galleggiamento di 7.000 persone che comunque troveranno una risposta, se non immediatamente, diciamo nel giro di 10-15 giorni. Ecco, questo è quello che quale noi vogliamo puntare alla fine dell'anno, cioè arrivare in modo tale che tutti abbiano una risposta, con l'aiuto di tutti, dal medico in medicina generale, i pediatri, i nostri specialisti, arrivare ovviamente ad avere una prelista di pochi numeri, migliaia di persone. Tenga conto
che noi come ULSS provinciale, quindi tutta l'ULSS e tutti i nostri ospedali, facciamo milioni di prestazioni, cioè milioni di prestazioni all'anno di visite. Quindi è chiaro che avere la possibilità di azzerare, cioè di non avere un po' di galleggiamento o prelista fisiologica è praticamente impossibile, che sarebbe la perfezione, ma la perfezione purtroppo umanamente non esiste. Certo. Direttore, io la ringrazio davvero, grazie per aver accettato l'invito. Per il collegamento, dirò al Sindaco Conte di aumentare la capacità qua a Treviso, che era a Treviso, ma evidentemente non prendeva bene. No, la ringraziamo noi e le auguriamo buona domenica. Anche a voi, grazie, anche a lei, buona domenica. Grazie direttore. Noi andiamo avanti con la cronaca. Si terranno martedì prossimo alle 11 presso la parrocchiale di San Martino i funerali del generale Mario Chiesa, morto improvvisamente ieri mattina nella sua casa a Conegliano a 83 anni. Chiesa è stato a capo della brigata Cadore, ma è stato particolarmente ricordato quando all'inizio degli anni 80 da colonnello ha comandato il gruppo di artiglieria da montagna a Conegliano. Un momento particolare per il gruppo quando venne assegnata la caserma Piave ad Udine dopo gli anni della spaccamela in conseguenza al terremoto del 1976 che aveva raso al suolo la caserma Goi Pantanali di Gemona. Tanti gli artiglieri alpini, ufficiali, sottufficiali, soldati della 13ª, 14ª e 15ª batterie della comando e servizi che ricordano il generale Chiesa come comandante giusto ed equilibrato, ma soprattutto orgoglioso di aver riportato a caserma operativa quello che era stato per decenni un deposito mezzi. Ora non so se c'è la pubblicità, potremo andare in pubblicità qualche istante, poi torniamo, vedremo anche l'affluenza alle 12 di oggi. Vi ricordo seggi aperti fino alle 23 e noi da questa sera inizieremo la nostra straordinaria con Ring per parlarvi proprio delle elezioni europee. Pubblicità. Parliamo delle elezioni europee, il dato aggiornato nazionale fino ad oggi alle 12 è salito al 24,02% degli aventi diritto. Questo è il dato, ve lo ricordo, nazionale. Continuiamo con la cronaca. È caduto in casa ed è stato bloccato per 3 giorni. Un anziano è stato salvato dalla polizia. Ha 82 anni e vive da solo. Da alcuni giorni non risponde al telefono, così i parenti si preoccupano e lanciano l'allarme al 113. Una pattuglia delle volanti si precipita in via Belli a Vicenza, ma al campanello non risponde nessuno e anche i vicini raccontano che non vedono l'anziano da qualche giorno. A quel punto i poliziotti, con l'aiuto dei vigili del fuoco, entrano nell'abitazione e trovano l'82enne a terra sul lato del letto che non riesce a muoversi, in stato confusionale e disidratato. La caduta lo ha immobilizzato ed è rimasto così per terra per 3 giorni. Immediatamente sono stati chiamati i medici e gli infermieri del 118. L'anziano è stato portato in ospedale per le cure. Ed ora invece ci spostiamo nel Bellunese, continuiamo con la cronaca, telecamere al setaccio, indagini serrate a Sedico per fare piena luce sulla violenta rissa scoppiata nel tardo pomeriggio dell'altro ieri. Non si esclude l'uso di un coltello e caccia ai soggetti coinvolti. È stato un sabato di indagini per gli agenti della Polizia di Stato che stanno cercando di fare luce sulla violenta rissa scoppiata in centro a Sedico e che ha visto fronteggiarsi alcuni ragazzi a pochi passi dalla sede del municipio. Clima teso, urla, strattonamenti e sarebbe spuntato anche un coltello, come riferito nell'immediatezza da alcuni testimoni oculari. Quelle scene da Far West nel cuore della cittadina non potevano passare inosservate. 2 giovani in particolare avrebbero aggredito un terzo, a sua volta difeso da una ragazza armata, si fa per dire, di un cartello stradale. Nelle vicinanze sarebbero stati poi ritrovati anche un manganello e dello spray al peperoncino, un armamentario quindi che potrebbe suggerire una sorta di regolamento di conti, ma ogni ipotesi va accertata. Il punto è che al momento dell'arrivo delle volanti i protagonisti del parapiglia si sono dileguati. Un gruppo sarebbe salito su un'auto che poi sfrecciata via. La stessa ambulanza del 118 è rientrata vuota, impossibile quindi stabilire se qualcuno
qualcuno sia rimasto ferito, seppur lievemente. La squadra mobile, subentrata nell'indagine, sta acquisendo anche le immagini della videosorveglianza alla ricerca di riscontri oggettivi. L'impressione è che a stretto giro possa chiudersi il cerchio su giovani coinvolti e movente. E ora nel veneziano, esattamente a Jesolo, 5 ragazzine di 15 e una di 16 che consumavano alcolici, quello che hanno visto gli agenti della polizia locale di Jesolo impegnati in un servizio di controllo nella terrazza esterna di un albergo. Le giovani di nazionalità spagnola stavano trascorrendo qualche giorno di vacanza nella località balneare. Gli operatori della polizia municipale al termine del controllo hanno contestato la violazione e sanzionato il titolare del locale e la cameriera che gli aveva portato gli alcolici. Andiamo avanti con la cronaca e andiamo nel Bassanese. Aveva una pesante condanna a suo carico per furti una 24enne lombarda fermata a Bassano come presunta borseggiatrice nei giorni di mercato. Il fenomeno del pickpocket, ovvero dei borseggi per strada ai passanti, non riguarda solo Venezia. Anche a Bassano del Grappa le vie e le piazze occupate dalle bancarelle del mercato ogni giovedì e sabato sono diventate teatro di frequenti episodi nelle ultime settimane. Giovedì i poliziotti in borghese hanno notato una donna che si aggirava in zona con fare circospetto, puntando con lo sguardo le borse di varie persone. A suo carico c'era un provvedimento definitivo di arresto emesso dalla Procura di Monza e una condanna ad oltre 6 anni per vari furti commessi in abitazioni private. La donna, una 24enne residente a Busto Arsizio, è stata così condotta in carcere a Verona. Ora ci colleghiamo telefonicamente con Angelo Faloppa, presidente della Confcommercio Jesolo San Donà. Buongiorno. Vediamo se riusciamo a collegarci con lui telefonicamente. Mi sente? Io la sento bene. Perfetto, la sento anch'io. Bene, buongiorno a tutti. Buongiorno. Insomma, partiamo da un maggio difficile sul fronte, del maltempo, quindi del turismo, e un inizio giugno che non è proprio buonissimo. Fra l'altro si prospetta ancora maltempo, ci dicono anche nella prossima settimana. Come state vivendo questa situazione difficile, perché maggio e giugno sono 2 mesi importanti? Maggio e giugno sono 2 mesi che il meteo diventa importantissimo. Se guardiamo le prenotazioni fino a tutto marzo, le prenotazioni erano superiori a quelle dell'anno scorso e quindi eravamo tutti molto soddisfatti. Poi maggio è stato un mese veramente piovoso, tutte le feste tedesche, l'Ascensione, il Pentecoste, il Corpus Domini, ha sempre fatto brutto tempo, quindi questo non ci ha certo agevolato. Ecco. Adesso ai primi di giugno abbiamo fatto un ponte discreto e adesso siamo qua che aspettiamo la fine delle vacanze della scuola, perché iniziano, soprattutto la clientela italiana inizia dal 15 in poi, quindi mettono ancora 2 o 3 giorni di maltempo. Speriamo bene, perché il tempo è fondamentale per noi. Ma anche come ci dicevo commercio, commercianti, la situazione ovviamente è uguale? Sì, le due cose si sposano. Quando c'è gente negli alberghi, negli appartamenti e nelle seconde case, automaticamente diventa positivo anche per i pubblici esercizi, per i negozi, per i locali notturni e quant'altro. Quindi il meteo, diciamo che il mese di aprile e maggio è sempre stato molto molto importante. Le prenotazioni comunque dal 15 giugno ci sono e probabilmente anche meglio di quelle dell'anno scorso, quindi alla fine siamo abbastanza ottimisti. Il settembre ogni anno diventa sempre più bello, quasi più bello di maggio, e quindi siamo relativamente moderatamente ottimisti. Senta, per quanto riguarda il turismo pendolare, quello sappiamo che arriva a Jesolo in giornata, anche quello è mancato? Sì, perché quando vedono maltempo automaticamente non vengono. Ecco, qua i locali notturni un po' meno, perché ci sono ragazzi che arrivano verso sera, quindi frequentano questi locali, anche se il tempo non è eccezionale, per loro cambia poco, ecco, poi si divertono all'interno dei nostri locali.
Per quanto riguarda invece, insomma, abbiamo saputo, insomma, negli anni scorsi, insomma, le questioni dei ragazzini, problematiche comunque che davano anche agli alberghi. Lei ne ha uno proprio nel centro di Jesolo. Fortunatamente da questo punto di vista il maltempo ha contribuito ad evitare gli assembramenti dei ragazzini, quindi le problematiche che ha sempre registrato Jesolo negli ultimi anni. Sì, diciamo che le baby gang, le famose baby gang, quest'anno non hanno ancora iniziato nella loro attività negativa, però diciamo anche che sanno perfettamente che a Jesolo dal punto di vista della sicurezza, della sorveglianza, la cosa è ben pesante e ben importante, quindi ho visto anche ultimamente si stanno dirigendo un po' in tutte le località, anche nell'entroterra, quindi probabilmente sfogano qualcosa di negativo che hanno dentro di loro e che non è tollerabile, probabilmente un po' in tutta la regione e non più solo nella famosa Jesolo, ecco. Comunque tante le iniziative, insomma, qualche giorno fa la maratona serale, tante le iniziative, insomma, a Jesolo, soprattutto per quest'estate. Sì, diciamo che i mesi di gennaio, febbraio e marzo come presenze sono stati importanti proprio per le tantissime manifestazioni. Manifestazioni ce ne sono anche adesso a partire da giugno, intrattenimento ce n'è sempre, Jesolo è preparata ed è pronta ad accogliere i propri turisti nel periodo più importante. La spiaggia ormai è attrezzata quasi completamente e quindi anche dove ci sono state delle tematiche che hanno creato delle problematiche si stanno risolvendo tutte, quindi si tornerà alla normalità. Poi ho sentito parlare di prezzi veramente esosi l'altro giorno sui media, scrivevano i prezzi altissimi, francamente non vedo prezzi di questo tipo, vedo un aumento intorno al 7, 8, 10% rispetto all'anno scorso, ma anche con spazi tra ombrellone e ombrellone superiori, quindi dando maggior comfort ai nostri turisti. Si spera dunque ora nel bel tempo, anche se la previsione, insomma, almeno per quanto riguarda ad esempio la Marca, della prossima settimana non è proprio delle migliori. Danno ancora 3-4 giorni di nuvolo, qualche piovasco ogni tanto, speriamo di passare velocemente anche questi 3-4 giorni perché poi mettono sole e bel tempo ed è proprio il momento clou per noi dal 15-16 in poi, quindi da là veramente abbiamo bisogno del bel tempo assolutamente. Ecco, fra l'altro, mi scusi, poi la lascio, la questione insomma bombe d'acqua, pioggia, cioè crea problemi non indifferenti nelle spiagge. Sì, anche perché moltiplica il lavoro per tutti gli operatori dell'Arenile perché le grandi piogge anche nell'entroterra portano sempre giù ramaglie, tronchi di albero e alla fine portano tutto su tutte le nostre spiagge, su tutte le spiagge. E quindi gli operatori si devono fare in 4 per andare a togliere tutta questo legno e questi arbusti che arrivano dai fiumi, quindi il lavoro è notevole. Ecco, le bombe d'acqua sono negative per chi li vive in prima persona, ma poi anche per gli arenili diventa veramente difficoltoso. La ringrazio davvero, Presidente, grazie per essere stato con noi. Grazie a lei, arrivederci. Grazie, buon lavoro. Noi andiamo avanti e ci spostiamo a Trieste, nel Triestino. La galleria Carso del raccordo autostradale resterà chiusa in direzione Trieste a causa dei lavori urgenti dell'ANAS fino a sabato 22 giugno compreso. Galleria Carso in direzione Trieste chiusa a partire da stasera a mezzanotte e per 2 settimane, fino a sabato 22 compreso. L'ANAS deve provvedere con un intervento di manutenzione degli impianti situati all'interno del tunnel. La chiusura al traffico comporterà per tutti l'obbligo di uscita a Padriciano, utilizzando lo svincolo posto poche centinaia di metri prima dell'ingresso della galleria, con rientro sulla statale 202 all'altezza dell'abitato di Cattinara. Dunque si scende attraversando il cosiddetto bivio ad H, come si faceva
nasceva prima che l'importante infrastruttura viaria fosse realizzata. Probabile dunque che si assista a qualche intasamento in zona in considerazione del flusso di mezzi pesanti provenienti dall'Isert in direzione Trieste e in particolare verso il porto, che torneranno a incolonnarsi sulla cosiddetta camionale. L'unica eccezione al divieto riguarderà i mezzi di emergenza e di soccorso. L'ANAS ha deciso di eseguire in questo periodo i lavori di manutenzione perché ritenuti non rinviabili. A questa situazione in autostrada si sommerà poi sul Carso anche il cantiere aperto da giovedì nella zona del centro Lanza di Prosecco, dove verrà realizzata la nuova rotatoria. Anche in questo caso sono previsti rallentamenti per la presenza di operai e mezzi da lavoro sulla carreggiata. Una zona questa molto più frequentata del solito, poiché si tratta dell'ultima uscita utile in direzione Lisert per raggiungere Sistiana, dove FVG Strade sta provvedendo invece alla ristrutturazione urgente del cavalcavia. Ed ora una notizia della Marca, perché sono entrati in vigore proprio oggi gli orari estivi del trasporto pubblico di MOM, con novità, 10 linee ad esempio, ne abbiamo parlato prima di Jesolo, ma proprio verso Jesolo, bus notturni per Treviso, città, parte dunque il servizio anche a chiamata a Villorba. Tutti i nuovi orari delle linee urbane ed extraurbane sono pubblicate già da tempo sul sito www.mobilitadimarca.it e si invita la clientela a fare rifornimento al sito in questi giorni di transizione, a utilizzare l'app gratuita MOM App per verificare gli orari. L'estate sarà ricca di novità, l'avevamo annunciato, come l'abbiamo detto prima, il potenziamento dei servizi per Jesolo Bus, una delle linee più ovviamente frequentate soprattutto d'estate dai giovani. Domani quindi sarà l'ultima giornata, quella di ieri è stata l'ultima giornata di orario prefestivo per la linea 108 Treviso-Jesolo Lido e per il servizio 106 più 108 Castelfranco-Jesolo Lido. Scattano i servizi giornalieri da oggi, come vi ho detto, con 10 linee per il mare da oltre 50 comuni della provincia di Treviso, ma anche da Padova e Venezia si potranno raggiungere comodamente le spiagge. Queste le notizie, quindi controllate i siti con nuovi orari, nuove linee, soprattutto nelle zone marittime, che è ovviamente la linea presa d'assalto proprio soprattutto nei fine settimana, ma non solo, proprio dagli studenti che fra l'altro, insomma, finita la scuola, ovviamente i giovani si riversano nelle località marittime del veneziano. Ed ora torniamo a parlare di cronache, ci spostiamo nel Vicentino. Da 2 anni dal duplice omicidio di via Vigolo che scosse la città di Vicenza, si continua a parlare di Lidia Milikovic, il compagno che oggi è tornato sul luogo dell'omicidio, chiede che si faccia di più. Sono andato a trovare Lidia in via Vigolo, dove è stata uccisa, ho portato dei fiori come mi capita molto spesso. Lidia me la sento molto più vicina in via Vigolo perché non lo so, forse perché sono arrivato 10 minuti dopo che era stata barbaramente uccisa o forse perché mi ricordo ancora il telo sopra di lei in mezzo alla strada e quello è il posto dove io sento di più Lidia. Esattamente qui, 2 anni fa, Lidia Milikovic, 42 anni, venne barbaramente uccisa a colpi di pistola sparati anche a bruciapelo dall'ex marito, che poi si suicidò lungo la tangenziale. Il compagno Daniele da allora si fece carico dei 2 figli adolescenti di Lidia, chiedendo aiuto anche alle istituzioni, ma già lo scorso anno aveva denunciato la mancanza di una rete di sostegno efficace. Non è cambiato assolutamente niente, ripeto, l'enfasi del momento, dell'accaduto, ma poi è tutto un fai da te. Bisogna informarsi, bisogna capitare magari nell'ufficio giusto con la persona giusta che ti aiuta, ma se no è tutto non sappiamo, non si sa, vediamo, è tutto così. Eppure i casi di femminicidio non si sono esauriti con l'omicidio di Lidia, anzi, anche recentemente hanno coinvolto persone sempre più giovani. Per questo ulteriori strumenti di prevenzione sono stati introdotti nei tribunali e nelle caserme delle forze dell'ordine. Sicuramente sono cose che servono e devono essere fatte, però devono essere fatte in determinati modi, non con sufficienza come spesso mi capita di vedere o di aver notato anche nella storia di Lidia.
Può essere che adesso, dopo Lidia, dopo Giulia, dopo tante altre, magari è diventata una cosa più sentita, ma bisogna fare di più, bisogna anche lì che ci siano degli uffici preposti, perché se io vado a fare la denuncia che mi hanno rubato una macchina è una cosa, se io vado a fare una denuncia perché qualcuno mi ha violentato, mi ha picchiato, mi vessa, mi fa terrorismo psicologico, ci deve essere un altro tipo di approccio con la vittima. Restano i mazzi di fiori bianchi oggi accanto alla targa che ricorda Lidia, un sassolino a forma di cuore accanto al volto della donna il cui sorriso illuminò le vite di tanti. Lidia era tutto quello che un uomo può desiderare, un uomo, un figlio, perché era veramente una persona speciale, ma non perché non c'è più, perché è realmente così, era una persona speciale. Parliamo anche di violenza sulle donne. Secondo il centro antiviolenza Donna chiama donna, il trend è in crescita e l'attenzione si rivolge ai più giovani. Violenza e maltrattamenti sulle donne. La provincia vicentina registra, in base ai dati raccolti dall'Arma provinciale, 3 denunce al giorno per codici rossi. Fenomeno che non accenna a diminuire, che viene affrontato da diversi fronti. Basti pensare che Donna chiama donna, associazione attiva con diversi sportelli sul territorio, ha ricevuto 400 richieste di aiuto nell'arco del 2023. Sono anche situazioni che provengono dagli anni precedenti, perché come sappiamo il cammino verso l'affrancamento, verso la propria indipendenza, la propria costruzione, la ricostruzione di sé è un percorso lungo e ha bisogno di molto impegno sia da parte della donna sia da parte delle operatrici che la affiancano sempre. A preoccupare chi assiste le donne, molto spesso con a carico bimbi piccoli, è il fenomeno dell'acuirsi dell'efferatezza delle violenze che vengono segnalate. Proprio dalle operatrici del CEV abbiamo questa segnalazione che i casi di violenza sono diventati più efferati, più cattivi. Richieste d'aiuto da parte delle donne vittime di maltrattamenti che sono aumentate, specie tra le giovani, soprattutto a seguito del caso Giulia Cecchettin, che ha avuto la conseguenza di sensibilizzare e rendere più consapevoli nel poter ricevere aiuto. Questo caso qua ci ha imposto, per qualche verso, di creare un nuovo sportello di ascolto indirizzato proprio ai giovani, sia alle ragazze ma anche ai ragazzi. Questo sportello si chiama Filo Sottile ed è rivolto proprio ai giovani dai 18 ai 30 anni. È possibile anche sentire dei minorenni, naturalmente con l'assenso dei genitori. Questo caso qua ci ha imposto, per qualche verso, di creare un nuovo sportello di ascolto indirizzato proprio ai giovani, sia alle ragazze ma anche ai ragazzi. Questo sportello si chiama Filo Sottile ed è rivolto proprio ai giovani dai 18 ai 30 anni. È possibile anche sentire dei minorenni, naturalmente con l'assenso dei genitori, insomma con il lasciapassare dei genitori, adesso non mi viene la parola giusta. Ecco, io credo che questo sia particolarmente importante, perché dopo Giulia sono aumentate le richieste, perché il centro antiviolenza di solito si attesta su un'età dai 40 in su. Adesso che stanno aumentando queste richieste da parte dei giovani, ci pare particolarmente importante porre l'accento anche su quelle che sono quelle modalità, chiamiamole così consuete, tipo per esempio il controllo del telefono, il controllo di come uno va vestito, che possono assumere delle valenze veramente tossiche, possono essere dei segni indicativi che la relazione sta andando in una certa direzione di potere, di controllo. Ed ora torniamo a parlare della tragedia del Natisone, dove, lo ricorderete, insomma, sono morti, 2 ragazze sono morte, il terzo lo si sta cercando ancora. Se soccorsi in tempo i ragazzi sarebbero vivi, e questa è l'opinione del legale della famiglia Christian. Sottovalutata la richiesta iniziale, abbiamo incontrato con i nostri colleghi di Udine, abbiamo incontrato il legale della famiglia Molnar, Gaetano Laghi, proprio sul luogo dove è avvenuta la tragedia dei 3 ragazzi. Vediamo. La nostra prima preoccupazione in questo momento è una soltanto, che si ritrovi il ragazzo.
La famiglia Molnar desidera, mio tramite, ringraziare tutte le autorità che si stanno prodigando per il ritrovamento del giovane, quindi in questo momento l'esigenza, la necessità, il desiderio della famiglia Molnar è che si ritrovi Christian. Ovviamente più passa il tempo, più le speranze di trovarlo vivo si affievoliscono. Quelli che sono poi gli sviluppi processuali li valuteremo in un secondo momento, perché ovviamente in questo momento pensiamo a Christian e a ritrovare Christian. È chiaro che poi venendo qui e parlando con le persone, cercando di rendermi conto di quello che è successo, un'idea personalmente me la sono fatta. E io ritengo che probabilmente se i soccorsi fossero partiti in maniera tempestiva i ragazzi oggi sarebbero salvi, e questo lo posso dire sulla base di indicazioni che ho avuto, di verifiche che ho fatto e anche semplicemente confrontando gli orari che hanno pubblicato altri organi di stampa della prima telefonata che ha fatto la povera ragazza deceduta e gli orari in cui poi gli elicotteri si sarebbero messi in volo o quando sono poi giunti i soccorsi qui sul posto. Probabilmente era una tragedia che poteva essere evitata. Una tragedia che poteva essere evitata, e continuano le ricerche del giovane che risulta ancora disperso. Ovviamente, come avete sentito anche dall'avvocato, le speranze si affievoliscono giorno dopo giorno, ora dopo ora. Ovviamente la famiglia ancora spera, il fratello ancora sperano di poter trovare il giovane in vita. Una notizia che arriva ora da Piove di Sacco. I carabinieri hanno denunciato per il reato di spari in luogo pubblico e porto di oggetti atti ad offendere un 19enne residente in provincia di Venezia. I fatti si sono verificati nel corso della notte tra il giovedì 6 e venerdì 7 giugno, quando è giunta tramite la linea 112 una richiesta di intervento da parte di alcuni cittadini, i quali riferivano di aver udito presunti spari e schiamazzi provenire dal parco pubblico di via Tartarini a Piove di Sacco. La pattuglia, giunta immediatamente sul posto, ha sorpreso un 19enne in possesso di una pistola soft air marca Glock di colore nero, priva di tappo rosso e di 15 pallini. Il giovane si giustificava il possesso dell'arma dichiarando di doversi esercitare. Per il giovane è scattata la denuncia in stato di libertà e dovrà rispondere all'autorità giudiziaria dei fatti contestati. Ora ci fermiamo, qualche istante di pubblicità e poi torneremo nuovamente in studio. Rieccoci nuovamente in studio, torniamo a parlare di elezioni. Avete sentito oltre il 20% a livello nazionale l'affluenza alle urne per quanto riguarda le europee, poi cercheremo di capire insomma come sta andando anche in regione da noi, nel Veneto e anche nel Friuli Venezia Giulia. Si parla però di una bassa affluenza almeno fino a ieri, oggi qualcosa in più ma non insomma in maniera davvero importante. Si spera che nel pomeriggio le persone possano andare a votare. Alcuni giornali, ve lo ricordiamo, hanno parlato insomma della vittoria dell'astensionismo, le persone insomma hanno preferito non andare ai seggi, quindi speriamo insomma che si riesca a votare. Vi ricordo l'apertura dei seggi ancora fino alle 23 di oggi. E per quanto riguarda le elezioni europee amministrative, Antenna 3 è pronta come sempre a raccontarvi in diretta ora dopo ora l'esito di questa importante tornata elettorale. Si parte da oggi, da questa sera alle 21 con uno speciale Ring dedicato proprio alle europee, dalle proiezioni di voto allo spoglio nei seggi, una notte dedicata ai risultati e commenti con gli ospiti in studio. Il giorno dopo, lunedì dalle 8 del mattino, si riparte con una nuova edizione straordinaria non stop fino a sera, che analizzerà il voto definitivo delle europee prima di iniziare a raccontare lo spoglio per le amministrative. I nostri inviati dalle piazze più importanti per raccontare in diretta chi vince, chi perde e tutti i commenti della politica. A fine giornata è il momento di tirare le fila della sfida. Dalle 21 nuovo speciale Ring con i verdetti e gli scenari che dalle urne emergeranno sia in Europa che nel territorio. Dunque l'appuntamento, il primo, questa sera dalle 21 con lo speciale Ring dedicato proprio alle europee.
Ed ora dovremmo avere in collegamento, lo vedo qua sullo schermo, Federico Capraro, presidente Confcommercio di Treviso. Buongiorno. Buona domenica a tutti. Buongiorno, buona domenica anche a lei. Parliamo un po', ne abbiamo parlato anche per quanto riguarda Jesolo, ma con il presidente Faloppa, insomma 2 mesi difficili. Come sta andando invece a livello di commercio nella Marca? Alcuni negozianti si dicevano un po' preoccupati perché insomma è vero, ci sono turisti, però in pochi entrano nei negozi. La nostra situazione, penso alle nostre città d'arte, ma questo vale anche per le colline del Prosecco di Cogliano e Valdobbiadene, per l'Asolano, per le zone insomma più turistiche della nostra provincia. È una situazione che è condizionata comunque dal tempo. Il tempo o il maltempo condiziona il turismo condiziona il commercio, perché in questo periodo dove c'è comunque una generale contrazione alla spesa, l'apporto dei turisti e quindi l'apporto della ricchezza che viene da fuori e i turisti portano nelle nostre città si fa sentire. In questo mese e mezzo di primavera, che in realtà è stata proprio una mezza stagione, noi siamo abituati ad avere una primavera di sole, l'anno scorso è stato un bruttissimo maggio, quest'anno abbiamo avuto un brutto aprile e un brutto maggio, anche i primi 10 di giugno dal punto di vista meteorologico non sono 10 giorni estivi, e questo ha condizionato i flussi, quindi meno gente nelle città condiziona anche il commercio. Ovviamente i numeri sono come posso dire, in corso di aumento, bisogna aspettare a tracciare dei bilanci, però le aspettative per la primavera nel nostro territorio a inizio anno erano maggiori rispetto ai risultati che abbiamo avuto. Ecco, fra l'altro, Presidente, non è che i prossimi giorni, insomma la prossima settimana si preveda un tempo soleggiato, ancora maltempo, e questo davvero sta preoccupando perché, come diceva lei, incide sul turismo e quindi ovviamente anche sul commercio. Sì, è sempre di più un'area, la nostra, che ha vocazione turistica, le presenze stanno aumentando in questi anni, c'è una presenza di un turismo che viene per quello che noi offriamo sul nostro territorio, non più e non solo perché siamo vicini a Venezia o tra Venezia e Cortina, questo è un elemento molto positivo e quindi siamo sempre più condizionati da questo. In realtà il commercio sta subendo delle dinamiche che vanno in una direzione diversa rispetto a quella sulla quale noi stiamo puntando e sulla quale noi stiamo lavorando da anni, perché le tendenze sono quelle di un commercio che vede sempre minori flussi nei centri storici. Oggi per incontrarci non serve più che usciamo di casa, oggi per acquistare non serve più che usciamo di casa, e quindi i nostri centri vedono anche una frequentazione minore rispetto al passato, e questo ovviamente incide sui dati del commercio. Noi invece crediamo che la vita nelle nostre città sia fondamentale per tenerle in piedi, per renderle sempre belle e attrattive anche per i turisti, ma in realtà soprattutto per noi che vi abitiamo, vi lavoriamo. È un tema di qualità della vita, di sicurezza, di presidio, per cui facciamo sicuramente sempre più fatica perché, ripeto, le tendenze vanno in una direzione opposta. Il turismo invece sopperisce a questa tendenza perché porta in città, ripeto, flussi nuovi, flussi diversi, flussi sempre maggiori, ovviamente in un arco di tempo definito, diciamo da Pasqua al ponte di Ognissanti, e ovviamente sempre di più nei fine settimana rispetto ai giorni infrasettimanali. Sul periodo estivo però stiamo vedendo, quindi anche i mesi di luglio e agosto sono mesi nel corso degli anni sono cambiati, erano mesi delle grandi chiusure, no? Una volta, invece oggi abbiamo una presenza turistica sempre maggiore.
Bisogna ovviamente attendere, insomma, perché siamo comunque all'inizio dell'estate, per tirare poi le somme di una stagione, quella estiva. Però insomma, rispetto all'anno scorso, come vi è sembrata la situazione? Ma, gli indicatori erano maggiori e noi avevamo aspettative maggiori. I primi mesi dell'anno turisticamente sono stati molto buoni. Ci aspettavamo di più appunto da aprile, maggio e giugno. Devo essere sincero che l'anno scorso è stato un anno straordinario dal punto di vista turistico. È vero che veniva dal post-Covid, perché anche l'anno 2022 era stato condizionato dal Covid. L'anno scorso, il 2023, è stato un anno veramente molto molto positivo. Gli indicatori che avevamo ci davano appunto indicazioni di un 2024 superiore al 2023. Per ora siamo in linea e stiamo, ripeto, aspettando. Certo che noi abbiamo un socio che è appunto il sole, il tempo, che condiziona anche il commercio per tutte quelle attività, penso ai pubblici esercizi in particolare, bar e ristoranti, che lavorano molto con il plateatici, anche perché oggi rispetto anche qui al passato c'è una tendenza nuova, il periodo di Covid l'ha accentuata, sicuramente mangiare fuori, vivere gli spazi all'aria aperta rispetto a quanto avveniva in passato è una richiesta maggiore, per cui la gente vuole sempre di più vivere all'esterno e per questo c'è bisogno di belle giornate di sole. Ecco, Presidente, un altro punto che tutti si domandano è quello della forza lavoro, della manodopera. Abbiamo visto anche tanti negozi dove c'è scritto si cerca manodopera, come rispetto all'anno scorso. L'anno scorso si era sentito in maniera abbastanza importante la richiesta di manodopera e la mancanza da questo punto di vista. Quest'anno sta andando leggermente meglio oppure il problema si è ripresentato? Parliamo ovviamente degli stagionali maggiormente. No, il problema lo riscontriamo sia nelle località balneari, quelli di maggior ovviamente afflusso turistico, ma anche da noi. Tra l'altro lo riscontriamo anche in altri contesti, lo si riscontra anche all'estero e lo si riscontra anche in altri settori. Sicuramente gli interventi anche sul nuovo contratto collettivo per quello che riguarda ad esempio i pubblici esercizi e il turismo può essere può dare un segno, ma anche qui c'è proprio un evidente cambiamento di approccio e probabilmente noi dobbiamo capire come fare a coinvolgere maggiormente questi ragazzi che negli anni sfruttavano l'estate o il fine settimana per arrotondare, per pagarsi gli studi, per fare dei lavori che oltre ad occuparli gli permettessero appunto di affrontare le spese dell'anno. Oggi questo anche in contesti universitari, di città universitarie invece è un fenomeno che non c'è più, c'è molta difficoltà. L'anno scorso, ma anche quest'anno, vediamo attività che aggiungono un secondo giorno di riposo al giorno classico, proprio per poter dare a chi lavora una maggior segno di attenzione, ma hanno un'esigenza perché sono chiamati, sono sotto pressione quando lavorano, quindi hanno bisogno di sopperire con un giorno in più di riposo. Abbiamo dei locali che chiudono alcune sale, riducono la capacità per garantire la stessa qualità di servizio, proprio perché il tema della disponibilità di collaboratori è un tema che è sentito fortissimo anche quest'anno e credo che sarà una tendenza alla quale noi dovremo da un lato abituarci, da un lato trovare delle soluzioni che nel medio e lungo termine risolvano questo problema, perché è un nuovo contesto nel quale è arrivato all'improvviso, ma è un nuovo contesto nel quale ci troviamo, non è una cosa che cambia e così come velocemente è arrivata, velocemente verrà risolta. Ecco, lei prima sottolineava come un tempo anche e soprattutto gli studenti magari approfittavano dell'estate per mettersi da parte qualcosa e quindi lavorare.
questa cultura è in realtà cambiata, visto che manca. Che cosa è cambiato? Vi siete fatti un'idea come associazione del perché c'è questa mancanza da parte dei giovani? Beh, la mancanza da parte dei giovani potrebbe essere legata a tutta una serie di considerazioni che potremmo fare su uno stato di benessere, su una presenza della famiglia che sostiene molto e forse anche troppo rispetto a quello che potrebbe essere sufficiente. In realtà noi questo lo riscontriamo sui giovani, ma lo riscontriamo anche sui meno giovani. Ciò che è successo in questi ultimi anni è un'attenzione diversa a ciò che non è lavoro. Lo chiamo qualità di vita, ma in realtà è un tempo che viene dedicato a se stessi, al benessere, alle relazioni, o comunque il lavoro non è più la principale occupazione del tempo. Poi c'è anche un tema motivazionale, cioè nel lavoro vedono meno la realizzazione, il sogno, anche la necessità di sacrificarsi ora per avere una prospettiva maggiore domani. C'è proprio un dare un peso diverso alle cose. Ritengo anche che su questo ci sia, e dobbiamo dirlo, anche un aspetto economico, cioè mediamente ci sono dei lavori che non hanno delle retribuzioni adeguate e invece noi dobbiamo garantire dei lavori per garantire ai nostri collaboratori di costruirsi non solo una vita ma proprio un progetto di vita. E su questo abbiamo lavorato con il nuovo contratto, ma non è sicuramente sufficiente, c'è ancora un cuneo fiscale troppo alto, per cui ciò che viene percepito al netto dal lavoratore è troppo basso rispetto a ciò che viene corrisposto al lordo dall'imprenditore. E lì, essendoci molto spazio, c'è molto da intervenire. Senta, altro argomento insomma era quello di 193.000 euro dalla Regione per il distretto del commercio, ci spostiamo quindi a Mogliano. Ma allora, il tema dei distretti del commercio è un tema che noi abbiamo seguito con grande attenzione come Ascom con Commercio a Treviso e devo essere sincero anche con grande soddisfazione perché abbiamo presentato dei progetti su più centri e tra questi anche quello di Mogliano. 5 di questi sono stati ammessi e quindi resi finanziabili. È la possibilità che abbiamo oggi di portare delle risorse economiche direttamente ai nostri imprenditori che nella formula del distretto del commercio, quindi partecipando anche con la componente pubblica ad una serie di iniziative per valorizzare il centro e quindi il distretto del commercio nel quale essi si trovano, possono investire nella propria attività e ricevere per questo un contributo con dei fondi regionali. Questa è la strada indicata dalla Regione, noi l'abbiamo voluta seguire, c'è stato un riscontro da parte delle imprese, da parte dei comuni, sicuramente superiore alle aspettative della Regione stessa e quindi questo è positivo, vuol dire che il progetto insomma, era stato studiato bene, sicuramente bisogna mettere a disposizione fondi maggiori anche perché così come da questo mese inizia il percorso della realizzazione dei progetti, in cantiere ci sono tutti i nuovi distretti sui quali stiamo lavorando. Con un aspetto, abbiamo fatto riferimento a Mogliano con 193.000 euro da parte della Regione, però a fianco a questo io riporto ad esempio il caso che abbiamo seguito tra gli altri di Istrana, che è un comune piccolo nel quale anche in questo caso c'è stato un importante, se non ricordo male, 129.000 euro, importante intervento regionale sempre a sostegno del distretto del commercio, per cui c'è spazio sia per i grandi comuni che per i piccoli e è fondamentale perché poi noi sappiamo quanto importante sia avere nei piccoli comuni un'importante presenza commerciale proprio per garantire la comunità
che i servizi ci sono, i servizi rimangono e che si può creare appunto anche nei piccoli centri l'acquisto sotto casa, l'uscire di casa per vivere il paese, per vivere la piazza, appunto per vivere la comunità. Lei stava dicendo, stiamo seguendo anche altri distretti del commercio, a parte insomma Istrana, quali sono gli altri distretti? Noi abbiamo seguito Conegliano, abbiamo seguito appunto Mogliano, Montebelluna, Istrana e Roncade, e sono quelli che poi sono andati a, come posso dire, a segno. E abbiamo adesso un'altra decina di distretti che stiamo seguendo e un'altra decina che stiamo portando al riconoscimento. Quindi questo volano è partito, ci impegna molto, però ripeto, è ciò che credo un'associazione come Confcommercio Treviso debba fare per le proprie imprese e anche per le proprie comunità. Presidente, io la ringrazio davvero. Grazie Daniela e buona continuazione a voi. Grazie, buona domenica a lei, grazie. Noi andiamo avanti con la cronaca dalla provincia di Treviso. A Trevignano i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato e di evasione un 41enne che, pur sottoposto agli arresti domiciliari dallo scorso mese di gennaio, nella circostanza aveva violato una misura di divieto di avvicinamento emesso a suo carico dall'autorità giudiziaria. Si era assentato arbitrariamente dall'abitazione. Una pattuglia, non trovando a casa l'uomo, ha intrapreso immediatamente delle ricerche, rintracciandolo in breve tempo all'interno di un bar di quel comune. L'arresto è stato poi convalidato nel corso di udienza per direttissima svoltasi presso il Tribunale di Treviso e l'uomo è stato sottoposto nuovamente al regime della detenzione domiciliare. Noi adesso invece ci spostiamo a Mestre perché cresce la paura nel quartiere di Altobello dopo quanto denunciato nei giorni scorsi da Don Roberto. La comunità ha avviato una petizione per chiedere più controlli. Clima teso dopo la conferenza dei servizi convocata mercoledì dai dirigenti comunali con il soprintendente. A distanza di 2 anni dal bando vinto dalla società, l'iter deve ancora essere completato e ci vorrà ancora del tempo per capire dove e quando saranno posizionati a Venezia i 20 bagni pubblici mimetizzati da edicole. Da tempo si parla di sistemarli in luoghi come Campo Manin, Campo San Vio, davanti ad abitazioni o a ridosso dei ponti, oltre che a Murano, Burano e Lido. Troppi pareri contrari dai residenti alle associazioni di categoria che promettono battaglia contro il progetto. È evidente che i bagni chimici non possono essere posizionati in zone dove ci possono essere locali sensibili, negozi, bar, ristoranti, alberghi, dove non può che deturpare l'ambiente, soprattutto se è vicino anche a palazzi importanti o al Canal Grande. Tutto questo è assolutamente impossibile da realizzare e noi saremo contrari e ci batteremo fino in fondo. La preoccupazione è poi anche la gestione della pulizia dei bagni e delle aree circostanti, non ancora pienamente delineata. Un nuovo incontro sarà organizzato nelle prossime settimane. Quello che avete visto era il servizio relativo ai bagni chimici a Venezia ed ora invece torniamo a Mestre, dove è cresciuta la paura proprio nel quartiere di Altobello. Circa 4 giovani drogati, insomma, si sono bucati nel retro della chiesa, sugli scalini, pieno di siringhe, sangue dappertutto, spaventando anche e soprattutto coloro che abitano lì nei dintorni, insomma, no? In quartiere Altobello a Mestre non c'è pace e il parroco è esasperato di fronte a questa situazione. Sangue, siringhe, atti vandalici, risse e intimidazioni ai cittadini sempre più spaventati di uscire di casa. Per me è una grande preoccupazione soprattutto per i bambini, prima di tutto, perché passano di lì tutti i bambini che vanno alla scuola materna che nelle vicinanze, gli anziani, la paura di essere derubati, maltrattati, eccetera. Ho evitato, non so, di andare a teatro, di iscrivermi all'università della terza età perché bisognava tornare a casa in orari che per i quali avrei avuto paura, insomma. Vedo una realtà che io non conoscevo. Io ho visto ragazzi
dietro a una strada di via Piave alle 6 del pomeriggio, una coppia che si drogava tranquillamente lì davanti a tutti quanti. Ci vorrebbe più controllo sul territorio, indubbiamente controllo sul territorio. Per questo è partita una petizione. La nostra richiesta è di riattivare le forze dell'ordine nei servizi necessari per il quartiere, nei servizi di pubblica sicurezza, di controllo, vigilanza, ma anche di miglioramento dei servizi sociali, di assistenza a queste persone perché non si trovino nella condizione di drogarsi, insomma. Don Roberto è convinto che la pressione dei controlli su via Piave abbia spostato spacciatori e tossicodipendenti anche nel quartiere Altobello. Noi non facciamo tempo a pulire davanti alla chiesa che è sempre sporco, è gente che viene e butta lattine, eccetera, eccetera. E soprattutto le parti laterali della chiesa che sono un po' nascoste, in modo particolare adesso c'è anche questo cantiere qua che effettivamente ha un po' come dire, facilitato questa cosa, perché di solito si vedono dei giovani già ormai maggiorenni che vanno, cercano in mezzo ai vasi, i vasi che ci sono qui laterali, droga sicuramente. Il quartiere è cambiato, racconta uno dei membri dell'associazione Altobello in Cammino che lì vi è cresciuto. Cambiato totalmente, diciamo, gli abitanti, la popolazione di questa zona qua. Con questa cosa noi ci siamo sempre esposti nel discorso di integrare questa gente, però c'è sempre un muro che forse ci vorrà un paio di generazioni, come è stato in tutto il mondo. E ieri è stato l'ultimo giorno di scuola per gli studenti e per quelli della quinta che si stanno avviando agli esami di maturità, la grande festa nelle piazze, la felicità dei ragazzi che hanno chiuso quest'anno scolastico e per molti inizia un nuovo cammino, terminata la maturità. Dunque festa come abbiamo detto in tutte le città. Lunedì torneranno a studiare proprio in vista della prima prova scritta il 19 giugno. I caroselli di auto e clacson con l'intervento della polizia a placare gli entusiasmi eccessivi, i brindisi e la festa ai bar. Ultimo giorno di scuola per gli studenti delle superiori trevigiane, tra il sollievo per la fine delle lezioni e la preoccupazione per gli alunni dell'ultimo anno per l'esame di maturità. Finalmente ci stiamo divertendo, ieri all'evento immaturi ci siamo divertiti, adesso stiamo festeggiando la fine della scuola, non vediamo l'ora. Il 19-20 abbiamo gli iscritti e poi l'orario. Oggi bisogna festeggiare. Bravo! Ma da domani si studia però. Da dopodomani, da lunedì. Max! Weekend e festa. Questo weekend facciamo festa e poi da lunedì studiamo tutti i giorni. Siete pronte? Sì, dai, diciamo. Speriamo di sì, che vada tutto bene. Un po' di paura ci sta sempre. Ed impazza già il Tototemi. Sappiamo varie tracce per quanto riguarda l'attualità, dopo speriamo, io almeno spero come Svevo, come autore, perché è quello che conosco meglio. Si guarda il 19 giugno tra chi ha qualche timore nell'avvicinarsi della prova che comunque segna la carriera scolastica di ogni ragazzo e chi invece ostenta sicurezza. A posto la maturità, l'ho già studiato tutto, sono carico. Siamo pronti. Esami a giugno, li passiamo. Ma oggi è il giorno della festa, da lunedì si tornerà sui libri. Siamo tutti molto felici di essere arrivati alla fine, insomma, perché sono stati 5 anni difficili. Comunque tanti bei ricordi, infatti siamo tutti qui insieme a festeggiare e non vediamo l'ora di affrontare l'esame e superarlo, speriamo. Ciao! Ultimo giorno di scuola, all'Istituto Cerletti si festeggia con il tradizionale rito, 80 trattori. Li vediamo insieme che invadono le vie del centro di Conegliano.
Niente campanella al Cerletti di Conegliano. A segnare la fine dell'anno scolastico e per i più grandi l'inizio della tanto temuta maturità sono i rombi dei motori e i clacson dei trattori. Si è rinnovato anche quest'anno il tanto atteso rito dell'istituto. 80 i trattori che hanno sfilato per le vie del centro tra felicità, spensieratezza e tanto entusiasmo. Dopo tutti questi anni che ho passato al Cerletti, finalmente ce l'abbiamo fatta. È un onore quasi essere diplomati in questa scuola, soprattutto per anche questa festività che si fa, il rito di fine anno, diciamo. Cosa ti aspetti per il futuro? Di andare avanti con tutti i miei progetti. Quali sono? Continuare l'azienda di famiglia e ingrandirla. Bellissimo, ultimo anno di scuola, lo chiudiamo bene come sempre con una bella inaugurazione. Adesso ci divertiamo, facciamo un po' di casino. Giustamente, affrontiamo gli esami e speriamo che vada tutto bene. Anche quest'anno siamo riusciti, tantissimi trattori e meglio di così. Questa scuola è proprio uno stile di vita, ti include, ti dà tante possibilità. Partiti dalla scuola e scortati dalla polizia locale affinché tutto il corteo si muovesse in sicurezza, con capofila della carovana la preside dell'istituto. Gli istituti tecnici agrari hanno proprio nelle loro corde questa volontà di portare avanti l'agricoltura e anche in termini di sostenibilità. Bisogna fare molto in questo ambito, so che anche la scuola si sta impegnando in questi termini. Bellissime feste che si sono svolte in tutte le piazze delle varie città, delle varie province per la fine della scuola. Ed ora parliamo della festa di Sant'Antonio, conto alla rovescia, cresce il numero di pellegrini in Basilica, molti arrivano dall'estero, tanti in bicicletta o a piedi, carichi di intenzioni di preghiera. Siamo arrivati a Padova, sono circa 30 km e questa è la nostra quinta edizione che facciamo. Diamo a tutti i nostri amici pellegrini che vengano, diamo un piccolo ricordo e questo è anche benedetto dal nostro parroco che questa mattina alle 5:15, Don Cristiano, ci ha dato la benedizione e siamo partiti tutti in compagnia. Ragazzi, sulle mani! Sono partiti all'alba, insieme, carichi di intenzioni e man mano cercando di raccogliere fondi per la Fondazione Insieme per Lorenzo, i pellegrini giunti da Oriago per il quinto anno consecutivo, ma la Basilica del Santo diventa in questi giorni internazionale. Da dove siete? Croazia. Devoti di Sant'Antonio, una preghiera? Sì. Siamo molto contenti e felici che arriviamo a vedere il Sant'Antonio da vicino, così. Gli ha chiesto una preghiera, ha fatto una preghiera? Anche abbiamo pregato, abbiamo pensato una candelina e così che torneremo a casa felici e contenti. Questo pellegrino arriva dalla Slovenia, ma sono tante le lingue che risuonano, il polacco, il francese, il tedesco e l'ungherese, parlati da pellegrini che si affiancano a quanti arrivano da tutto il Veneto e da tutta Italia. Un santo amato, intercessore presso Dio nella richiesta di grazie, consolatore nei momenti di sofferenza, difensore degli oppressi, uomo di pace. La giornata del 13 giugno sarà seguita come sempre in diretta da Rete Veneta e quest'anno anche da TV12. La TV del Friuli è entrata a far parte della famiglia del network Media Nord-Est. Dall'alba al tramonto, a partire dalle 5:30 fino alle 22:30, giovedì prossimo la nostra emittente porterà la festa del Santo nelle vostre case. Potrete partecipare a tutte le sante messe, alla processione lungo le vie di Padova che vi racconteremo in diretta passo passo. Una festa che si potrà seguire anche online attraverso il sito 13giugno.org. Qui potrete inviare una preghiera che sarà stampata e portata dai frati sulla tomba del santo, accendere una candela o fare una donazione per aiutare i più poveri. E siamo arrivati al termine, vi ricordo ovviamente
elezioni amministrative europee. Antenna 3 pronta come sempre a raccontarvi in diretta ora dopo ora l'esito di questa importante tornata elettorale. Si parte proprio da questa sera alle 21 con uno speciale ring dedicato proprio alle europee, dalle proiezioni di voto allo spoglio nei seggi, una notte dedicata a risultati e commenti con gli ospiti in studio. Il giorno dopo, il lunedì dalle 8 del mattino, si riparte con una lunga edizione straordinaria non stop fino a sera che analizzerà il voto definitivo delle europee prima di iniziare a raccontare lo spoglio per le amministrative. I nostri inviati dalle piazze più importanti per raccontare in diretta chi vince e chi perde e tutti i commenti della politica. A fine giornata il momento di tirare le fila della sfida, dalle 21 nuovo speciale ring con i verdetti e gli scenari che dalle urne emergeranno sia in Europa che nel territorio. Dunque questa sera l'appuntamento dalle 21 con lo speciale ring dedicato proprio alle europee. Siamo arrivati al termine, io vi ricordo dopo il meteo e la pubblicità il film Tom e Viv. E poi intanto ringrazio i registi che ci hanno seguito fino a qui, Renato Capoia e Tommaso Migot. E a me non rimane che salutarvi, ricordarvi l'appuntamento di questa sera alle 21, la straordinaria ring per parlare delle elezioni europee e darvi l'appuntamento a questa sera. Grazie, arrivederci.